Oggi la voce delle regioni ci porta nel bellunese, andiamo dunque a conoscere due realtà di questa provincia. Partiamo dal Circolo Tennis Belluno. Bastano pochi secondi, oltrepassato il cancello d'ingresso, per capire fin da subito che ci si trova in uno dei circoli più belli dell'intera regione. Proprio qui ad inizio estate è stato ospitato un importante torneo Open conquistato da Matteo Marfia, un 2-4 nemmeno compreso fra le teste di serie. Marfia, alfiere della Verona, ha sconfitto in finale Marco Speronello, tesserato con il Ticcica del Moro con un secco 6-3-6-3. Il vincitore dell'Open ha eliminato Erwin Trobinger, il numero 2 bassanese Francesco Salviato e la testa di serie numero 3 Andrea Fava con un doppio 7-6 prima di vincere facile in finale su Speronello. Siamo con Enrico Barluzzi, tecnico proprio del CT Belluno. Partiamo dal torneo che state ospitando, un classico, quello del torneo che però da un paio d'anni è diventato Open. Sì, sono 2 anni che qui al Circolo Tennis Belluno gestiamo un torneo Open, perché precedentemente facciamo un torneo di seconda e terza categoria. Questo è l'obiettivo per allargare anche quarta categoria, che in questa zona, nella nostra provincia, sono molti, forse è la categoria più principale, e quindi dobbiamo accontentare comunque i soci dei nostri circoli e dei circoli vicini. Quanti iscritti avete avuto a questo torneo? In questo torneo siamo arrivati a oltre 60 iscritti, che non è male. Abbiamo una trentina di quarta categoria, 15-16 terza categoria e 16 seconda categoria, dove abbiamo anche come top player un 2.2 Marco Speronello. Ci sono anche dei vostri giovani che partecipano quindi a questo torneo? Ovviamente, essendo un torneo di casa, abbiamo avuto molta partecipazione dei nostri allievi e anche ovviamente dei circoli vicini, tanti della nostra scuola tennis che fanno la parte di agonistica, tanti soci che si allenano ovviamente sempre con passione con i nostri maestri. È una sfida anche, insomma, che si gioca in casa in questo caso. Sì, anche se noi speriamo, perché purtroppo nelle nostre zone io vedo che anche i nostri under 12 che spesso vanno sempre in semifinale tra di loro, io non sono a favore sempre degli scontri tra vicini di casa, sarebbe bello trovare altre persone, noi qua siamo un po' vincolati in questo. Sì, si diceva prima della difficoltà che ha questo territorio, che è bellissimo perché forse insomma ha degli scenari splendidi per giocare a tennis, è quello però che richiede spostamenti impegnativi. Certo, diciamo che nella nostra provincia fino al terza categoria si può giocare discretamente, si possono fare una quindicina di tornei, oltre bisogna muoversi un po' di più, quindi non è come essere a Padova, Verona, Vicenza, però il tennis non manca. E la conferma arriva anche dal consigliere regionale Fabrizio Montenero. Il movimento bellunese è un movimento in crescita. Certo, è un movimento sempre in crescita, è un movimento che dà particolari soddisfazioni perché ci sono dei giovani importanti, le scuole tennis che crescono, ma soprattutto i circoli che ci assistono e sono sempre presenti. Si parlava proprio dei circoli, oggi siamo in un circolo bellissimo, le montagne alle spalle, un po' caratteristica questa di tutti gli impianti del bellunese, però si diceva questo forse è uno degli impianti più belli. Sicuramente il Circolo Tennis Belluno è il circolo più prestigioso della provincia, è il circolo anche più antico della provincia di Belluno e poi insomma lo potete vedere benissimo dalle immagini che è uno dei circoli probabilmente più belli della regione Veneto proprio per dov'è, perché ci si gira attorno e si vedono le nostre Dolomiti. Insomma. Cioè, l'unica difficoltà che magari avete è quello di spostarvi un po' più, insomma, siete un po' fuori mano, diciamo così. Certo. In provincia ci sono 10 circoli, però le nostre distanze sono particolarmente impegnative perché le strade di montagna sono impegnative, però nonostante ci siano delle distanze abbastanza importanti si cerca di fare gruppo e si cerca comunque di fare le cose fatte bene. Tant'è che comunque la perla della nostra provincia comunque è sempre l'ATP di Cortina, però tutti quanti i circoli danno il loro appoggio non solamente sull'ATP ma anche su tutti quanti i tornei che vengono fatti. Tra questi 10 circoli c'è proprio il CT Belluno, circolo ricco di strutture. La struttura è composta da 6 campi, dei quali 2 in terra rossa e gli altri 4 sono campi coperti. Strutture costantemente in uso grazie ad una scuola tennis dai numeri importanti.
fortunatamente abbiamo un buon numero di soci ragazzi che frequentano la scuola SAT, la scuola di addestramento tennis, che all'incirca sono 150 ragazzi, che è un numero certamente cospicuo per la città di medie dimensioni come la provincia di Belluno, tenendo conto poi della concorrenza di altri sport, in primo luogo lo sci. La concorrenza degli sport invernali è inevitabile, ma al Circolo Tennis Belluno i risultati arrivano comunque, con alcune giovani promesse della scuola. Uno di questi allievi è Bocco Giovanni, che ha fatto per il terzo anno di fila quest'anno, è diventato campione regionale degli anni 2003, e in squadra con lui nell'Under 14 abbiamo ottenuto l'anno scorso il terzo posto a Ca del Moro nelle Final Four, e adesso giocheremo per fare di nuovo la stessa esperienza e magari poter vincere. Intanto si lavora sodo, pensando anche all'organizzazione di nuove manifestazioni. Col nuovo TPRA stiamo cercando di costituire un neo Grand Prix delle Dolomiti. L'avevamo fatto un po' di anni fa con i tornei di quarta e di terza categoria, adesso lo faremo col TPRA. Siamo quasi pronti, faremo veramente un TPRA Grand Prix delle Dolomiti di assoluto livello. Si tratterà quindi di più tappe all'interno della provincia? Più tappe all'interno della provincia per far giocare questi giocatori che giocano amatorialmente e quindi non sono classificati, ma per coinvolgere sempre più gente e per essere vicini poi non solamente a quelli che giocano a tennis agonisticamente, ma essere più vicini alla gente che gioca a tennis così per diletto. Ci spostiamo di pochi chilometri e andiamo a conoscere il Tennis Club Sedico. Comune con poco meno di 10.000 abitanti, è il terzo più popoloso dell'intera provincia di Belluno, e qui la federazione ha scelto di collocare il centro tecnico provinciale. Siamo con il presidente del TC Sedico, si diceva una struttura accuratissima e che ospita tantissimi giovani. Sì, confermo. Il tennis sedico è nato nell'86, è poco più che trentenne, ha un centinaio di soci, ha una scuola tennis in crescita di oltre 100 ragazzi, e il punto di forza nostro è proprio quello della cura, dell'accoglienza, la cura delle persone, la valorizzazione delle persone stesse. La nostra struttura ha 4 campi da tennis, di cui 2 coperti in modo permanente, e di recente abbiamo trasformato uno dei 2 campi esterni in terra sintetica per ragioni proprio di scuola tennis e per favorire i soci che sono abituati da sempre a giocare solo su campi veloci da noi per questioni anche ambientali. E voi avete deciso fortemente di investire sui giovani, tant'è che ospitate anche un centro federale, per certi versi, un centro tecnico provinciale. Sì, anche per motivi di logistici, per cui siamo in una posizione molto centrale rispetto agli altri circoli, facciamo da centro tecnico, quindi qui vengono fatte le selezioni per la Coppa delle Province, e ad esempio quest'anno abbiamo ospitato il torneo provinciale di quarta categoria, facciamo spesso le riunioni dei giudiziari, ci poniamo un po' a disposizione anche delle altre strutture, degli altri circoli. Noi all'interno del Sistema Italia siamo un centro di aggregazione provinciale, questa è una provincia piccola come la nostra, è sicuramente una cosa positiva perché ci permette di raggruppare i bambini della provincia e di farli confrontare tra di loro, cosa che magari per la distanza e per la logistica della provincia di Belluno siamo magari un po' distanti da altre province, in questo modo per farli crescere e migliorare nel gioco del tennis. Far crescere i giovani e accompagnarli fino al tennis che conta. È questo l'impegno di Christian De Moliner e di tutto il Tennis Club Sedico, che vanta un'importante scuola tennis. Quanti ragazzi avete e che livelli abbiamo raggiunto? Allora, la scuola tennis quest'anno aveva 110 iscritti, in crescita rispetto al passato, questo è il segnale che comunque stiamo lavorando bene e la proposta che facciamo ai genitori funziona. Oltre alla classica tecnica abbiamo affiancato un preparatore mentale con un progetto nuovo di quest'anno, siamo convinti che il tennis sia un ottimo strumento per far crescere anche i ragazzi, non solo come giocatori ma anche nella vita
vita. Abbiamo sottoscritto una collaborazione con l'SVTA per implementare l'allenamento visomotorio all'interno delle lezioni. Abbiamo implementato anche nella scuola tennis la preparazione atletica, abbiamo un nostro preparatore della federazione e questo permette ai ragazzi di essere preparati anche da quel punto di vista. Scuola tennis, centro tecnico provinciale e tanti soci, i protagonisti del tennis a Sedico, ma non solo. Da qualche tempo i campi di Via Villa hanno aperto anche al tennis in carrozzina. Abbiamo iniziato questo tipo di attività, attualmente ho 4 ragazzi che giocano a tennis in carrozzina, l'impianto si è adeguato, già era stato lavorato bene in passato per renderlo comunque utilizzabile anche comunque da loro. Noi come tennis abbiamo messo comunque il nostro, con il contributo del comune sempre sensibile e a nostro fianco siamo riusciti ad acquistare ben 2 carrozzine, quindi per permettere proprio ai ragazzi di giocare pur senza sostenere dei costi d'acquisto delle carrozzine. L'obiettivo prossimo del TC Sedico, ora è chiaro, ingrandire i propri spazi per ampliare ulteriormente la propria attività. I numeri sono quelli di un piccolo circolo, anche se in provincia abbiamo dimensioni medio-grandi per quelle che sono gli standard della provincia. In realtà noi siamo saturi come persone, non possiamo accettare più ragazzi. Abbiamo fatto di recente un accordo con una società vicina per gestire il tennis anche nella Sinistra Piave, quindi al di fuori del territorio di Sedico, però abbiamo necessità, soprattutto per il periodo invernale, di avere una struttura permanente coperta in più, e adesso stiamo cercando il finanziamento e il progetto esecutivo. Un ottimo segnale, insomma, quello di dover, tra virgolette, rifiutare nuovi soci. È un ottimo segnale, è chiaro che si perdono anche molte opportunità e questo non è positivo, diciamo. E allora l'augurio è che il TC Sedico riesca a trovare gli spazi e le risorse necessarie per far crescere ulteriormente il tennis nell'incredibile cornice delle Dolomiti.